Filo diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali, abbiamo un ufficio a None in via Volvera 3 e chi volesse controllarci chiama al 328 07 15 232 e prende gli appuntamenti, dice di cosa si tratta e i personali saranno a loro disposizione. Lì siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Chi volesse mandarci un'email per dire di cosa si tratta deve battere uff rapporti sociali @libero.it oppure, come ripeto, telefonare al 328 07 15 232. Noi siamo al servizio dei cittadini. Grazie a questa radio che ci ha concesso con questa trasmissione di filo diretto per discutere per quanto riguarda il nuovo codice della strada, nel nostro ufficio trattiamo anche altre informazioni come quelle che ripeto sempre, anche sembra quasi di essere anormali, ma trattaniamo per patronato, servizi sociali, servizi legali, civili, penali, problemi condominiali. Con noi abbiamo delle associazioni che sono iscritte e collaborano, che sono per quanto riguarda l'automobilismo, abbiamo Automobili Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Moturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici e poi abbiamo con noi delle associazioni di disabili, per esempio l'associazione diversamente abili si chiama Senza Limiti col presidente Ferigo Gianni, poi abbiamo l'associazione di disabili autistici di None, ANGSA, cioè Associazione Nazionale Genitori Soggetti Acustici, e poi abbiamo altri club che collaborano e vogliono essere presenti con noi. Quindi oggi abbiamo con noi sempre i responsabili di queste associazioni, di queste cose, che ci dicono cosa sta succedendo, perché per esempio mentre il presidente Ferigo Gianni dell'Agenzia Senza Limiti è in fuori, è in macchina, penso che ci starà ascoltando, deve parlarci poi del campionato regionale nell'atletica ad Asti e si fa proprio oggi, quindi ecco perché sarà un po' complicato sentire parlare. Adesso iniziamo la trasmissione ricordandomi che abbiamo con noi intanto Boeris Achille, che è quello che ci parla di cosa sta capitando qui per quanto riguarda la Chiesa e le problematiche. Lui è un grande personaggio. Poi appunto Ferigo Gianni e De Maria Ubaldo, che è il responsabile per quanto riguarda le associazioni che vi ho detto automobilistiche, e poi Claudio Lipodio, che è quello che vi ha appena parlato, appena trasmesso, e terrà la linea perché io poi rinuncio un pezzettino, e poi abbiamo l'ingegner Diego Cudia e l'architetto Arturo Caligaro che nella quasi seconda parte dovranno discutere su tutto ciò che sta capitando per quanto riguarda due piccoli notizie, lo dico a voi che state ascoltando, che attenzione perché dal 17 maggio, cioè noi siamo abituati a dare le notizie la sera prima del giorno dopo, questa è la nostra grazia per questa radio che ce lo consente, e poi questi per i monopattini elettrici che dal 17 maggio scatterà l'obbligo della targa, quindi voi sia Cudia che Arturo Caligaro e soprattutto tu Claudio, e poi dal 16 luglio, attenzione, perché arriva anche l'assicurazione obbligatoria. Vi dico queste notizie che voi parlerete fino alla fine perché sono cose importanti. Da noi vengono a romperci le palle, cioè, scusate la battuta, ma vengono a chiederci cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci. Quindi, prima di dare la parola a Babbo Natale, diciamo, a voi, do il ringraziamento a Claudio perché è già in collegamento. Claudio, tu stai bene, ho visto, ho sentito, hai parlato bene, hai fatto bene a dire
anche dare il 5 per 1000 per l'associazione che indirettamente, visto che ci sei tu, fa parte anche lei del nostro gruppo. Quindi tu, Claudio, come stai? Come va? Grazie, sì, buongiorno intanto anche tu Luigi, anche tu spero che sia superata la tua disavventura o che sia in chiusura, in risoluzione. Anche tu sei nella mia lista, nella mia lista dei buoni, delle persone che vengo a trovare subito quando torniamo in Italia, ti veniamo a trovare. Quindi siete in due nella mia lista dei Claudio, buoni. No, ti stavo dicendo, Claudio, grazie perché penso che stai ascoltando e quindi segui tutto, perché io magari non riuscirò a seguire anche per altri motivi. Quindi diamo pure la parola, Claudio. Certo. Allora ti ricordo che c'hai prima appunto Babbo Natale, cioè il nostro Achille, poi c'hai Gianni Ferigo ed è Maria Ubaldo, quello che ti spiegherà poi tutto quello che sta succedendo e stiamo facendo a livello automobilistico, cioè compito tuo. Gli altri due, che sono uno per quanto riguarda l'estero, c'è tutta l'Europa, l'ingegnere Diego Cudia, e soprattutto Claudio sottolinea, siccome abbiamo anche Arturo Caligaro che è un architetto e quindi nei servizi sociali, ma soprattutto, mi spiace, lo devo dire perché questa radio ce lo consente, anche a livello politico ci spiega perché certe cose non si devono fare o non si fanno e certe altre non riusciamo a farle. Quindi mi raccomando, Claudio, diamo adesso la parola a Achille che è in linea, quindi dopo ci sentiamo. Allora, Achille, sei in linea? Sì, sono in linea. Ciao Luigi, e grazie di avermi passato il microfono. Sì, Dunque, in una società perché sei importante, devi spiegarci cosa sta succedendo e perché certe cose che hai detto già qualche mese fa non si sono ancora realizzate, perché c'è gente che dice le cose e poi non le fa. Quindi spiega bene e poi ti lascio parlare qualche minuto. Vai. diciamo che oggi invece parlo di una cosa che mi ha allargato il cuore. In una società dove esiste odio, rancore, risentimento, inimicizia, invidia, gelosia, rivalità e astio, diciamo, giovedì ho avuto un allargamento del cuore. Con Luigi, noi forse perché non siamo più, la religione non è più molto importante, noi invece abbiamo l'opposto, viviamo l'opposto: l'amore, l'affetto, l'attrazione, l'amicizia, la benevolenza, la tenerezza e l'altruismo. Diciamo che la religione probabilmente dava un freno a queste cose negative della società. Forza Luigi, che senti la solitudine, ricorda che viene seminato nella tua vita e nella mia vita, e nessuno ce lo può togliere. Giovedì per me è stata una giornata particolarmente felice, perché presso una società di canottieri particolarmente vicina a disabili ho partecipato a un pranzo di fine corso dell'associazione Andiamo Avanti, dove erano presenti 72 persone con i capelli bianchi, persone che si trovano alla palestra della scherma al Valentino, e che la persona che insegna la ginnastica dolce a tutti è riuscita a formare un gruppo di amici, tant'è vero che al pranzo venivano le mogli e i mariti delle persone che partecipano a questo corso. Io ho trovato degli amici che ci siamo uniti quando i nostri figli piccoli frequentavano la stessa scuola materna. E questo è, diciamo, un allargamento del cuore, soprattutto perché ho visto ragazzi che passavano disabili, che andavano a fare le loro lezioni di yoga, che
tutti quelli che passavano, siccome io ero all'esterno, perché all'interno della loro sala non c'era più spazio, 10 persone eravamo all'esterno, e tutti quelli che passavano ci salutavano: ciao, come stai? Diciamo, questo è un allargamento del cuore, perché voi sapete che io seguo con Gianni, con Luigi, eccetera, i disabili, cioè le persone che con lo sport si sono uniti, e anche qui quando ci sono le feste partecipa tutta la famiglia. Diciamo che con questo gruppo io ce l'ho nel cuore, perché dopo un 4-5 anni che non ho potuto andare a presentarmi come Babbo Natale, quando mi hanno rivisto il nostro Babbo Natale, sono venuti tutti a baciarmi. Probabilmente le persone che non fanno o non sanno cosa vuol dire fare del bene, probabilmente queste cose non le apprezzano, dicono: perdete tempo. Invece non è una perdita di tempo quando si dona col cuore, e probabilmente pochi sentono il piacere di sentire gli altri che hanno bisogno di te e si rivolgono a te perché sperano di ottenere qualcosa. Dico, io nella mia vita ho sempre aiutato le persone che si sono rivolte a me, e ho anche interessato addirittura dei ministeri, parlando con le segretarie dei ministri quando l'argomento era particolarmente importante e particolarmente utile per la società. Niente, diciamo che ringrazio questa radio che mi permette di dire queste cose. Dico, provate a fare del bene e vedrete che otterrete una grande felicità interna. Diciamo che molte persone magari hanno solo in mente la questione moneta. Invece io e Luigi siamo persone che abbiamo fatto tantissime cose nella vita, e proprio senza chiedere quella moneta. Io sono vicino a Luigi perché so che è un momento particolare, e sono vicino con telefonate alle persone che hanno avuto dei decessi in famiglia, perché dopo la morte di mia moglie ho capito che è molto utile essere vicino a queste persone. Infatti Luigi può dire che ogni tanto riceve la mia telefonata proprio perché è la mia telefonata del cuore. Grazie di avermi dato questo spazio e buona giornata a tutti. Ti ringrazio, tienti pronto, così sabato prossimo mi dici se quello che hai detto per quanto riguarda anche sai che ti sei interessato tu per quanto riguarda i disastri che hanno combinato nelle chiese lì, che come vanno le cose, e poi ci sentiamo sabato, mi spieghi bene, dirai alla gente che è curiosa come deve fare eventualmente se volesse collaborare e partecipare. Tanto lasciamo lo spazio perché il tempo vola e sai che ci sono altri che devono parlare. Achille, un bacione, grazie. Vai. Grazie a te. Allora restiamo d'accordo così, sapendo che è già in collegamento anche l'architetto Arturo Caligaro, quindi rubo un secondo mentre la nostra Natalia si collegherà con Federico Gianni, se riesce a trovarlo subito. Allora Arturo, ciao, come va? Bene Luigi, tu come va? Tutto bene? Buona giornata innanzitutto agli ascoltatori. Un male che non riuscivo neanche ad alzarne, però non è questo che dobbiamo dire. Arturo, tu e Diego e soprattutto Claudio, guarda che ci sono queste due notizie che tu sei stato uno di quelli che combatteva su quello, ma data voi quando parlerete voi, andate avanti voi, ma è il 17 maggio, quando è Arturo? Il 17 maggio oggi che è entrata in vigore allora, cosa sto dicendo? La normativa, e adesso vedremo se questa normativa viene applicata o viene disattesa, perché io ho paura che essendo il monopattino un mezzo di mobilità
che è stato favorito da chi è a favore del Green Deal e di tutte queste soluzioni innovative che dovrebbero far usare meno l'automobile e che hanno creduto in questo investimento. Abbiamo avuto un governo che ha finanziato l'acquisto di questi strumenti di mobilità e quindi è connotato ideologicamente e chiaramente da una parte politica. Allora io vorrei vedere se tutte le amministrazioni che sono connotate politicamente da quella parte adesso applicheranno le norme, no? Perché tu sai che in Italia vige il principio che le norme si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici, no? E allora non vorrei che anche in questo contesto si chiudesse un occhio come si chiude un occhio per tante altre disposizioni del codice della strada, e mentre per altre norme del codice della strada viene usata un'attenzione particolare. Quindi da oggi vedremo in giro chi vorrà effettivamente far rispettare le norme, le nuove norme. Sì, però io volevo dirti, trattatelo nella seconda parte perché poi c'è un altro problema ancora. Adesso grazie, no? Era per far capire che ci stai ascoltando e sei presente su tutta la trasmissione, quindi non sei particolare, sei preciso. Allora scusami Arturo, poi ci sentiamo. Diamo pure la parola a Gianni, penso che sia in macchina o magari dov'è. Gianni, ci sei? Sì, sono in macchina sotto la pioggia. Ecco, bravo. Senti un po' Gianni, io ti rompo le palle perché oggi devi spiegarmi alla gente che mi ha chiamato del fatto del campionato regionale di atletica ad Asti. Sì, ad Asti abbiamo due ragazzi solo, perché stamattina siamo in 4 posti, quindi non siamo solo in un posto, noi siamo ad Asti a fare atletica leggera, abbiamo una ragazza che farà la marcia e corre, lei è ipovedente, questa ragazza, e quindi ha il suo allenatore, il suo cose, quindi lei partecipa. E poi abbiamo un ragazzo che con il papà è andato anche lui, e lui fa i 400 e gli 800 metri, quindi anche lui è ad Asti. Quindi, però poi abbiamo 5 ragazzi a Perugia che stanno facendo i nazionali di nuoto, ieri, oggi e domani, quindi sono giù con 5 ragazzi con 2 volontari. Poi abbiamo il torneo di calcetto organizzato da noi a Torino, al campus, in pratica dove ci sono i campi da calcio diciamo, che ci danno da fare questa manifestazione. Ci sono 5 squadre che hanno già incominciato alle 9:30 a fare questo torneo che in pratica è regionale. Poi abbiamo stamattina 3 piscine che stanno facendo gli allenamenti, cioè quindi siamo un po' in pratica un po' tagliati perché c'è troppa carne al fuoco, e quindi abbiamo separato tanti volontari. Meno male che abbiamo anche tanti volontari che ci danno una mano, perché altrimenti in certi posti è la dimostrazione che sto dicendo io, che questa è una delle associazioni più importanti, non perché mi permettete di collaborare con voi, ma perché a me piacciono le cose giuste, e difatti tu stai dicendo parecchie cose di gente disabile che opera quindi a livello italiano, a livello europeo, a livello nazionale, cioè, ma noi di questo non dobbiamo vantarci o meno, dire quello che si sta facendo, cioè che la tua associazione Senza Limiti è una cosa seria, precisa, valida, però qualcun altro forse non ci sente. Che è anche riconosciuto, che ci hanno riconosciuto una targa che in pratica sicuramente è molto diciamo è stata molto vuol dire che hanno visto cosa noi riusciamo a fare a livello Italia, cioè se ci hanno dato la targa come l'eccellenza d'Italia, l'eccellenza come associazione una delle migliori d'Italia, ci sarà un motivo, quindi vuol dire
vuol dire che abbiamo lavorato bene e stiamo lavorando bene, ecco. Cioè, quindi, il discorso Gianni, tu stai guidando, quindi piove. Allora io ti ringrazio, ti ho rubato qualche minuto, però sabato prossimo penso che sarai a Torino, no? Sì, chi ha la penna possono scrivere il nostro codice, cioè il 5 per 1000, perché il nostro 5 per 1000 ci aiuta tantissimo a fare queste cose. Quindi chi ha la possibilità di scriverlo, io l'ho detto, così magari senza limiti, che sappiamo già che la nostra associazione è senza limiti, 9 7 8 4 7 2 5 0 0 1 2. Luigi, questo era il nostro numero di codice del 5 per 1000. Ce l'ho anch'io qui davanti, sta tranquillo. Ok, poi ecco, così lo dico perché tanto mi piace anche quello di dirlo, perché sai già che ho scritto il ma lo dirò anch'io prima della fine della trasmissione, vai tranquillo. Lo possono acquistare e quindi anche lì il ricavato viene dato tutto alla nostra associazione. Il libro è Maurizio, in pratica storia di una famiglia che vuole cambiare il mondo. Grazie Luigi, ascoltami, ci sentiamo poi a Torino, che ti vengo poi a trovare, dai. Grazie, molto gentile, vai tranquillo, guida bene con calma, ciao bello. Ringrazio, ciao. Ciao, grazie ancora alla nostra Radio Libertà. Dovremmo avere in collegamento, credo, Natalia, Valdo. De Maria, ci sei? 5 secondi. C'è Ubaldo? Pronto? Sì, è connesso De Maria. Allora, pronto Ubaldo? Ciao Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dai, ti rubo 5 minuti, dimmi un po' come stanno le cose, che punto sei, come vanno. Allora, diciamo così che non ho molte notizie, diciamo, prima mano. Ti chiedo umilmente scusa se per caso va via la linea perché sono in galleria, sto guidando. Comunque, l'unica cosa, una cosa abbastanza importante, che è un bel evento di cui volevo parlare, è che il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24, a Ussegno c'è la possibilità per tutti gli appassionati di auto sportive e non di fare un tratto di strada chiusa al traffico e di potersi, diciamo così, provare a vedere che effetto fa correre come fanno i rallisti o comunque la gente che va in pista, chiaramente col proprio mezzo, chiaramente con una piccola spesa, diciamo così, per coprire le spese di assicurazioni e di chiusura a strada. Mi sentite ancora? Sì, tranquillo. Questo è l'evento più prossimo, diciamo così. E poi una cosa che volevo avvisare io è che io, in occasione della festa del cavallo, la 25ª edizione della festa del cavallo al mio paese, organizzo per sabato un raduno statico di auto vintage o comunque auto d'epoca, dove spero che un po' di gente venga a trovarci, anche perché gli spettacoli equestri danno sempre una certa soddisfazione. Queste sono le prime cose, diciamo così, le uniche che ho ancora. Va bene, comunque ti ringrazio, so che sei impegnato, stai guidando, ci sentiamo poi sabato prossimo, ci spieghi ancora altre cose. Sulla Ventimiglia, quindi. Tranquillo Baldo, ti saluto e ti ringrazio, vai. Auguro un buon weekend a tutti. Grazie, ci sentiamo sabato prossimo, vai. Allora, ciao. Grazie, ciao bello, ciao. Allora, Lipodio, 2 minuti prima di dare lo spazio alla regia per la seconda parte vostra. Che ne dici di queste notizie, Lipodio? Fanno parte del nostro gruppo, anche del tuo adesso, che ne dici? La famiglia si allarga sempre, no? Fanno un grande lavoro e
è giusto anche dargli un po' di spazio, fargli raccontare un po' quello che fanno. E speriamo di avere anche noi un po' di spazio anche per parlare dell'argomentone di oggi, perché da oggi scattano degli obblighi che creeranno dei problemi grandi, ma mi sa che abbiamo più tempo nella seconda parte. Sono abbastanza documentato su quell'argomento e su questi obblighi in parte stupidi che stanno facendo, giusti per la parte tecnica, per la regolamentazione, e sempre girati alle lobby come al solito per il resto. E chi è stata già una lobby nel portarli in Italia e in Europa, questi monopattini, oggi riempirà container e parcheggi e prati di mezzi in disuso sicuramente. Sì, però danno solo, scatta l'obbligo della targa e scatta l'obbligo dell'assicurazione al 16 luglio, però non parla di cappelli, buste, no, vabbè, comunque ne parliamo nella seconda parte. Allora sei d'accordo che diamo lo spazio alla direzione per minuto di interruzione, poi nella seconda parte andate pure avanti tranquilli, sia tu che l'ingegnere, perché l'ingegnere ci deve spiegare come vanno le cose in Europa, perché anche lì ci sono monopattini, come funzionano, sono elettrici, sono normali, quelli elettrici che adesso dovranno avere la targa, cioè cambierà magari tutto, e sono sempre soldi che si buttano via. Quindi diamo la linea alla regia, va? Grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie. Allora Natalia, grazie Radio Libertà. Ragazzi, sia Arturo che Claudio, abbiamo in collegamento con noi anche l'ingegnere Cudia. Diego, sei in linea, ci ascolti? Sì, buongiorno Luigi, ben trovato a te, ai tuoi ospiti e ai radioascoltatori. Buongiorno. Sì, allora c'è una cosa. Adesso sia tu che Claudio che Arturo, io vi do delle notizie perché mi devi dire se in Europa fanno queste cose e come funzionano. Te lo chiederà Arturo, te lo chiederà Claudio. Senti un po', hai letto quello, hai sentito che cosa ho detto? Perché sono cose di oggi, non è balle, sai che noi parliamo di cose attuali, quindi lascia stare che ci criticano o meno. Questa storia dei monopattini elettrici in Italia da oggi, l'obbligo della targa dovrebbe esserci già oggi e poi da luglio arriva anche l'assicurazione obbligatoria, cioè obbligato, quindi a luglio devono avere targa e assicurazione. Senti un po', ma in Europa, ti rubo un minuto, poi Claudio e Arturo ci penserete a discutere, ma in Europa come funzionano i monopattini? Come sono? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Innanzitutto
nel resto del fuori Italia i monopattini vanno sulla strada, in Italia invece continuano ad andare sui marciapiedi, nelle zone dove, nei mercati, cioè nelle zone dove un veicolo, io l'ho sempre detto, se ricordi bene Luigi, anche gli altri che ci stanno ascoltando, che comunque un monopattino è un veicolo comunque a motore, ecco, e quindi soggetto alle leggi e ai articoli del codice della strada. Tu stesso Luigi tante volte hai citato di persone che si sono viste proprio quasi investite da monopattini che sfrecciano proprio sui marciapiedi, e uno quando è fuori di casa deve prima girare il naso a destra e a sinistra, perché quando meno te l'aspetti può essere proprio investito. Ecco, e questo comunque creano un sacco di problemi. Ecco. Quindi mi aspetterei che più che la targa, che comunque è una cosa che serve, l'abbiamo sempre anche noi da questi microfoni, l'abbiamo sempre anche noi invocata ed è sostenuta, va benissimo. Ecco. Mi aspetterei che i monopattini siano, e chi deve in qualche modo gestire anche le sanzioni eccetera, se faccia un po' più il suo lavoro, perché comunque rimangono sempre dei veicoli, e come dicevo proprio l'altro giorno, sentivo un giornalista proprio in un emittente, non dico il nome così, non ha senso comunque dare queste regole così, poi comunque permettere comunque di andare magari sempre in 3, in 4, e poi questa targa io l'ho vista, le ho viste, anche sono di difficile poi individuazione in caso di riprese con macchine fotografiche, con T-Rex, con tutti questi dispositivi. Comunque va bene, mi attenderei, spererei che, come succede per esempio in Francia, tu non puoi andare sui marciapiedi, anzi c'è gente che ti corre di dietro, ecco, è come al pari di quelli che non si fermano sulle strisce pedonali, quindi voglio dire è un'altra situazione. In Spagna ancora peggio, ecco. Per cui insomma tornerei, e poi lascio la parola, perché il monopattino dovrebbe essere usato come in Inghilterra, che lo usano sulla strada, e quindi speriamo che anche in Italia con queste nuove norme e soprattutto con l'assicurazione imminente dal prossimo mese siano più regolamentate. Prego. Va bene, allora cosa ne dite sia Arturo che Claudio su questa storia? Perché veramente, ragazzi, da oggi devono avere la targa. Secondo te, Arturo, come funziona se non dovessero avere la targa? Però assicurazione, vabbè, a luglio, qualche mese, però secondo te quello che ieri sera erano senza targa, stanotte gli hanno messo la targa? Cosa ne dite? Sia Claudio a Milano che tu, Arturo, a Torino, perché voi siete in giro, quindi quelle cose le vedete. Che dici, Claudio? Cosa dico? Scusa. Io a Torino stamattina ho fatto un giro nei parcheggi dove ci sono i monopattini, proprio per rendermi conto. Quei monopattini a noleggio che ci sono per le strade di Torino, nessuno ha la targa, quindi non li ho visti circolare, li ho visti nei parcheggi, ma adesso bisogna vedere se un monopattino deve avere la targa anche se parcheggiato sul suolo pubblico, come succede per le autovetture. Sarà tutto da scoprire, un percorso da scoprire. Comunque a oggi in giro per Torino i monopattini, almeno non ne ho visti circolare, ma quelli nei parcheggi non hanno la targa. Non so qual è la situazione a Milano, lo chiedo a te, Claudio. La situazione a Milano, la situazione in Italia, la situazione in Europa. In Europa pochi paesi, Francia, Svizzera, Germania, hanno già fatto cose simili, stanno già regolamentando questa porcheria di sistema, perché è stato portato in tutta Europa per lobby a container di monopattini, perché c'è chi ci ha fatto un sacco di soldi, punto. Oggi devono regolamentarlo in Germania mi sembra che ci sono quasi 12.000 incidenti con lesioni
all'anno. Anche in Italia c'era quasi, dicevano, c'è stato un periodo che c'era un morto al giorno in Italia per colpa di un monopattino, perché andavano di faccia a fare incidenti di faccia contro altre autovetture o di faccia per terra, e quindi ci lasciavano anche i denti, poverini. Questi monopattini, che in alcuni casi sono stati ripresi a 100 all'ora o 120 all'ora anche in autostrada, e quindi questa regolamentazione non esistente ha portato a questo sfacelo. Poteva essere un mezzo intelligente, l'hanno fatto diventare il mercato delle vacche, scusate il termine, e adesso lo devono regolamentare come? Mettendo un obbligo, il targhino da attaccare, da applicare sui monopattini, e stranamente l'assicurazione fra 2 mesi. Cosa vuol dire questo? Io faccio il veggente della situazione. In questi 2 mesi, gli unici che pagheranno circa 200 euro tra targhino e assicurazione saranno quei cristiani, quei poveri cristi, anzi, non cristiani, quei poveri cristi che se lo sono comprato pagando 400, 500, 600 euro, 800 euro un monopattino in casa per andare a lavorare, e non lo noleggiano, si sono comprati il loro. In barba alle associazioni o le aziende che scompariranno. In alcuni casi i monopattini verranno abbandonati, in altri casi verranno buttati nel Naviglio, penso a Milano, o nel Po a Torino, o in altri fiumi, in altri luoghi, quindi inquinamento ambientale, tutto quello che ci volete, così loro non hanno colpe, no? Così l'azienda che li ha noleggiati non ha colpe, non ha responsabilità se c'è vandalismo. E ci saranno queste porcherie che vedremo. Questa è una piccola mia fantasia, forse, ma spero di essere smentito, ma non sarà così. Quindi cosa succederà? Qualcuno adesso metterà il targhino, soprattutto chi lo ha comprato, non chi lo noleggia. Le società di noleggio, qualcuno li ritireranno per mettere i targhini e li faranno sparire. Semplice, riempiranno un prato, affitteranno un prato per qualche mese e lo riempiranno di monopattini e rimarranno lì. Poi le aziende chiudono, spariscono, e i comuni non sapranno chi ringraziare. Che facciano una normativa seria, dove tutti i veicoli, comprese le biciclette, quelle che vanno con l'acceleratore, le biciclette erano a pedalata assistita, vale a dire che mentre pedali c'è un'energia elettrica sotto i 25 kW che ti supporta per toglierti lo sforzo. Diverso è quando l'acceleratore manuale, tu non pedali, acceleri e quello bicicletta elettrica va. No, quello non è più una bicicletta, è un ciclomotore elettrico. E dovrebbe avere già targa, assicurazione, altre cose, come tutti i mezzi di locomozione, come i cinquantini che devono avere adesso anche il targhino. Una volta non ce l'avevano, hanno fatto la norma, c'è una regola, va rispettata e ampliata anche ai veicoli elettrici. Ci sarà super lavoro per le polizie municipali che vorranno far rispettare le regole, sì, attaccheranno soprattutto i proprietari dei propri monopattino, non attaccheranno tanto quelli a noleggio, perché lì c'è la lobby che si difende facendoli scomparire adesso e facendoci ritrovare in qualche catasta o in qualche capannone abbandonato. Non lo so, Arturo, se la pensi così, ma questa è la previsione. Non so la politica in questo caso cosa sta facendo. Purtroppo Arturo è caduto, attendiamo che ci richiami. Io mi permetto di intervenire nel frattempo. Posso, Luigi? Sì, prego. Certo! Prego. Mi permetto di intervenire a quello che ho sentito, che approvo, per cui vabbè, è una veggenza che in qualche modo ricalca un po' quello che è successo con le biciclette. Milano è stata l'antesignana delle biciclette, proprio del bike sharing, così, e poi si trovavano giustamente nei navigli, buttati da tutte le parti, smontate nelle cantine, insomma nei posti più disparati, sopra i tetti, ne abbiamo visti dappertutto, ecco. Purtroppo, ragionando con la mentalità dell'italiano, di questi progetti, se questo è un modo per
fare sparire anche in futuro i monopattini, io da tecnico non posso fare altro che la prendo a ridere, perché insomma purtroppo ben venga. Se il futuro dei monopattini è quello di, visto che è gestita già, parte già male in partenza, cioè in partenza è già come dire, gestita male questa cosa, e il futuro è quello di vederli abbandonati o addirittura buttati nei fiumi, come è successo con il bike sharing, con le aziende che spariscono, aziende che vogliono solo fare business, ma non si preoccupano né della sicurezza né anche della stessa tecnologia di questi monopattini, perché li ho visti andare per esempio anche con l'acqua alta a Venezia, con 50 centimetri di acqua, quindi con le strade allagate, tutti, ecco. Per cui insomma se è un modo questo per farne sparire una buona parte, purtroppo devo dire ben venga. Prego. Sì, oltretutto che adesso mi sta mandando un messaggio alla radio, la regia, dicendomi appunto che arrivano i commenti su WhatsApp, sui social che arrivano a noi in radio, e ci sta appunto chi dice: sì, ho visto in televisione questi monopattini col targhino, se uno dovesse commettere un'infrazione, un vigile o qualcuno volerla documentare col numero di targa, deve avere minimo un binocolo o un microscopio per vedere questi targhini, che sono degli adesivi piccolissimi appoggiati sul parafango dietro, che tra l'altro è il freno dove i ragazzi mettono il piede del monopattino. È quello che dicevo prima, esatto, quindi la gente che ascolta gentilmente approva, giusto? Certo. È brava quell'ascoltatore o ascoltatrice che in qualche modo conferma quello che stiamo dicendo, ecco. Sì. Prego. Io devo la parola un attimo a Arturo, che so che nel frattempo si è rialzato, è tornato. Qua ultimamente tutti cadiamo e dobbiamo cercare di non cadere più. Arturo, sei tornato? Sono tornato, c'è stato un momento di blackout. No, volevo chiedere a te riguardo la cosa dei monopattini, ma politicamente cosa stanno facendo le varie amministrazioni per difendersi dalla scomparsa delle società, dai noleggi che non ci saranno più, da quelli che non vorranno spendere soldi? Che obblighi abbiamo dato alle società? Purtroppo tocchi proprio un punto importante, un punto burocratico importante, perché nei contratti e nelle convenzioni che i comuni stipulano non è previsto il cambio di normativa. Sono stati fatti questi a suo tempo con un'impostazione di completa liberalizzazione, quindi queste convenzioni e questi contratti devono essere aggiornati, per cui capisci che diventa un contenzioso, si apre un contenzioso tra le società che forniscono questi monopattini e le amministrazioni pubbliche. Molte amministrazioni pubbliche non hanno fatto accordi e convenzioni, quindi si trovano facilitate. Noi a Torino abbiamo buona parte del territorio che è collinare e in parte montuoso, quindi non sono molti comuni che hanno stipulato convenzioni, ma ci sono i comuni capofila, tipo Torino che è stata una delle prime. Non vorrei rinvangare il passato, ma Torino è stata la prima che ha messo le pande elettriche in Piazza Vittorio con il sindaco Chiamparino, che sono state un flop totale. Abbiamo avuto poi il bici sharing, che anche quello ha dovuto essere chiuso perché senza controlli e senza poter in qualche modo individuare il veicolo era una cosa che lasciava spazio alla maleducazione, perché trovavamo poi le bici smontate, cannibalizzate nel Po, come dicevi tu. E anche questo progetto della bici sharing è un po' stato messo da parte. Con l'ideologia green è venuto fuori il monopattino. Allora ci sono diverse società a Torino che forniscono queste cose, e che è ovvio che bisognerà andare a vedere la convenzione stipulata col Comune di Torino cosa dice in questo caso. Per quello che io le vedo ancora oggi in giro parcheggiate senza targa, perché ovviamente ci sarà un tacito accordo tra l'amministrazione
comunale, quindi con la polizia municipale, di non intervenire. Soprattutto, non dico di chiudere un occhio, ma di avere la massima tolleranza in questo contesto, anche perché sono le scelte spinte da quella parte politica, no? La loro mobilità sostenibile che ha creato questo mostro, perché poi è diventato un mostro, come dicevi tu, ci sono dei monopattini che sviluppano delle potenze incredibili, da raggiungere 70-80 all'ora, gente che la usa in autostrada. Quindi il codice della strada ha previsto alcune norme, ha previsto delle tempistiche, ha previsto delle sanzioni, però come dicevo prima ci va la volontà di applicare le sanzioni, perché se non c'è questa volontà rimane tutto nel limbo. Noi sai che in Italia siamo famosi a tollerare l'abusivismo, tolleriamo l'abusivismo dei campi nomadi, tolleriamo l'abusivismo dei venditori per strada, tolleriamo l'abusivismo di alcuni negozi etnici, per cui se c'è un'indicazione politica a non intervenire da parte della polizia municipale, è ovvio che la polizia municipale segue le direttive. Allora adesso bisogna vedere lo sviluppo nei prossimi giorni, perché oggi è un sabato, domani è una domenica, vedremo da lunedì se queste società si adeguano oppure se saranno i soliti fessi, no? In Italia, sai, come diceva Prezzolini, esistono i furbi e i fessi, no? I fessi che si sono pagati 600-700 euro, quelli che elencavi tu, no Claudio? Si sono pagati il monopattino perché avevano una necessità magari di recarsi in ufficio in una zona vietata al traffico, magari per non usare l'automobile che costa tantissimo. Adesso l'automobile magari hanno un'auto Euro 4 e a Torino non si circola, per cui come al solito chi rispetta le norme, chi segue le indicazioni, chi è un cittadino corretto si trova penalizzato nei confronti o di queste società magari che noleggiano i monopattini oppure dei soliti furbi, perché io voglio vedere se la polizia municipale trova Abdul che viaggia sul monopattino, cosa gli fa da Abdul? Niente. Cosa fa? Sequestra il monopattino noleggiato, cioè ci sono queste contraddizioni che sono presenti solo in Italia e dove in Italia vige il combinato disposto di applicare l'ideologia di chi amministra o di chi governa. Al di là dei monopattini l'abbiamo visto in altri settori. Arturo, ti faccio due esempi personali miei, ok? Due cose diverse. Chiedo scusa se intervengo, poi lascio la parola volentieri. Era solo per aggiungere una cosa quello che giustamente ha detto Arturo Caligaro e per rispondere anche a Luigi Sinatora. 2 mesi perché poi ci saranno le assicurazioni e immaginiamo adesso gli assicuratori che lavori dovranno fare oppure che cosa dovranno considerare in caso di incidente del signor Abdul che prende sotto la signora anziana che come diceva anche Luigi Sinatora tempo fa, la mette sotto, questa deve andare all'ospedale e poi chi paga? Il signor Abdul oppure l'assicurazione? L'assicurazione poi copre i rischi per gli infortuni al pari di una macchina, un monopattino ha una zona che può prendere, cioè che può far male, cioè adesso ci sono dei grossi problemi anche di carattere tecnico amministrativo. Scusatemi questo, così vi lascio volentieri la parola, prego. Allora, qui parliamo del grande mercato che sta per partire, quindi dal lunedì ci sarà, se non è già partito, dei targhini falsi, delle assicurazioni false multiple che verranno fatte, quindi la stessa assicurazione toccherà 200 monopattini insieme con un targhino falso attaccato all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi altri controlli diversi, povera polizia municipale che dovrà capire quali sono veri, quali sono falsi, quali sono assicurate, eccetera. Faccio io 2 esempi miei personali. In uno dei miei viaggi, quando viaggiavo molto all'estero, quindi per fare i check, i corsi di formazione ai frigoristi in mezzo mondo, anzi no, in tutto il mondo, tranne l'Australia e il Nord America ai tempi, negli altri posti sono andato più o meno dappertutto,
Tornando una volta a Zurigo, avevo comprato un monopattino elettrico che era in vendita in uno degli shop dentro nell'aeroporto, avevo 3-4 ore di pausa, mi sono comprato uno di questi monopattini e l'ho regalato perché volevo regalarlo a mio figlio che era il periodo del suo compleanno. L'ho portato a casa, l'avevo pagato 300-400 euro, mi sembra l'equivalente, nuovo, nero, bellissimo, non c'erano ancora, parlo di 25 anni fa, non esistevano. Ok, porto a casa questo monopattino, mi faccio il mio giretto per il paese, mi ferma la polizia, i carabinieri mi hanno fermato, mi hanno detto la lasciamo tornare a casa, lei questo veicolo lo può utilizzare soltanto in aree private sue personali. In strada lei non può circolare, sui marciapiedi non può circolare, punto. Perché? Perché aveva l'acceleratore neanche l'acceleratore con i motorini, ma aveva l'acceleratore con la levettina a mano. Col pollice schiacciavi l'acceleratore e quando lo mollavi tornava indietro. Avevo questa cosa, neanche il manettino. E ai tempi mi avevano detto chiaramente, la lasciamo tornare a casa, le facciamo un favore perché ci sta che lei non sa, che non sapeva, ma lei su strade pubbliche non può circolare con questo veicolo. Anche sul marciapiede, non sulla strada, sul marciapiede, non si poteva, punto. Hanno poi capito che questo era un mercato, ovvio non per merito mio, hanno capito che era un mercato e l'hanno fatto questo mercato. E questo è un esempio mio personale sui monopattini. Parlo di 25 anni fa circa, forse anche di più. Era una bella idea, il monopattino è morto in casa, e poi è stato buttato via quando non funzionavano più le batterie, non funzionava più niente. Forse era anche sopra i 25 kW, forse, non lo so, ma non andava fortissimo, ma aveva una bella potenza. Andava non a tanta velocità, ma andava anche in salita, ok. Secondo esempio, con ACP, con l'automobile Club Padano, nel momento dell'euro 0, quindi non l'euro 7 di adesso, parlo di euro 0, quindi andate pure a vedere quando è iniziato gli obblighi dell'euro 0, così capite di quanti anni fa stiamo parlando. Noi eravamo contrari come associazione dell'euro 0 a questo obbligo di cambiare i veicoli a scadenza. Okay? Grazie a dei parlamentari amici, avevamo bloccato una legge europea che stava partendo, che voleva mettere la scadenza di 10 anni ai veicoli per alcune persone, una proposta di legge fatta da un personaggio di sinistra italiana che voleva mettere la scadenza a 10 anni a tutti i veicoli, così erano a posto, no? Bloccammo quella porcheria, fecero l'euro 0 e quindi tutte le pre-euro 0 cominciavano ad avere problemi. Io avevo detto una cosa semplice, siccome non erano state attaccate le autovetture, ma l'inquinamento delle autovetture stesse, io avevo programmato una manifestazione pacifica dove in 5 zone di Milano mettevo gruppi di auto di 5 auto, quindi più o meno erano una trentina di autovetture in tutto in quella manifestazione, persone che avevano detto noi ci siamo. C'era chi aveva la Giulietta, chi aveva la Giulia, chi aveva la Topolino, chi aveva macchine, la Panda, chi aveva macchine pre-euro 0, ok? A queste persone ho detto, noi dobbiamo trovarci tutti alle porte di Milano in 5 strade principali, era Viale Fulvio Testi, Viale Monza, erano 5 zone, dove la mattina alle 7, alle 8 c'era un casino pazzesco per il traffico di chi va a lavorare. Quella mattina noi avremmo dovuto all'ora X, non mi ricordo se erano le 7:30 o le 8, ma forse erano le 7 o le 7:30, spegnere i motori, scendere dalla macchina e spingerla. Perché non era il veicolo il problema, era l'inquinamento del veicolo stesso. Quindi noi avremmo dovuto legalmente, all'ora precisa, per non prendere una multa, per non andare contro una regola stupida che si stava attuando, spegnere i veicoli e spingerli. Sapete in quanti eravamo a fare questa manifestazione? Apparentemente 30, 40, 100. Di fatto non l'abbiamo fatto perché ci siamo trovati in 4 macchine, 4 persone praticamente, in un posto solo, negli altri tutti avevano altro da fare. Noi siamo il primo danno, perché ci beviamo tutte le cacchiate che questi signori si inventano. Adesso circolare con un monopattino io dico un cristiano, ma permettetemi, non voglio insultare nessuna religione in questo caso, ma si usa cristiano per dire una persona qualunque, ok? A chi paga le tasse oggi e si è comprato il monopattino per andare a lavorare, come diceva Arturo, adesso dovrà pagare 38 euro di targhino, tasse varie per poter applicare il targhino,
e tra un mese e mezzo deve fare un RC che può costare dai 50-80 euro all'anno fino a 150-180 euro se si vogliono fare delle assicurazioni che coprono un po' anche la persona che lo usa, quindi non so, in caso di incidente, sinistro, danni, eccetera, quindi non soltanto l'RC, ma parliamo di 38 euro più altri 150-180, parliamo di circa 200 euro a monopattino. Indovinate chi pagherà questo? Sempre noi, perché le società che hanno noleggiato e fatto i monopattino sharing per fare tutti i noleggi, per fare tutte quelle robe lì, adesso li ritirano per mettere i targhini e hanno tempo fino a luglio per scomparire con le società, per metterle in liquidazione. Qui servono le amministrazioni, i politici con le palle che sappiano anticipare questa porcheria che succede, e lo potrai firmare, scrivere e chiudere in busta sigillata, Arturo, e questa cosa accade perché adesso faranno sparire i monopattini perché hanno 2 tempo per targarli e assicurarli e li faranno scomparire, riempiranno un capannone, magari ex Fiat o ex Stellantis, uno di quelli da demolire a Torino, o qualche prato verrà pieno, riempito di monopattini, quindi inquinamento, danni e tutto quello che ne consegue. Arturo, cosa facciamo politicamente per fare in modo che non accada questo? A Torino possiamo metterli dove abbiamo messo le panne di Chiamparino, no, ma al di là della battuta, il problema nasce che bisognerebbe chiedere anche per tutti i veicoli circolanti per strada un libretto di circolazione, perché metti anche quello che vuole essere in regola con tutto, con l'assicurazione, con l'individuazione della targa, ma chi mi dice che poi l'impianto frenante in regola, l'impianto illuminante in regola? Occorrerebbe fare un ulteriore passo in più, chiedere il libretto di circolazione, così con il numero di telaio, così si evita quello che dicevate voi, no? Che la stessa targa possa servire per 3 o 4 monopattini. Cosa possiamo fare? Come associazione a difesa degli automobilisti dobbiamo pretendere una maggior determinazione nel controllo del rispetto delle norme, come avviene per noi che usiamo le autovetture, quindi quando c'è l'Euro 4 o facciamo la convenzione con la regione per poter avere un tot di chilometri montando il dispositivo che ti segnala i chilometri e che ti segnala quanti chilometri hai fatto e lo paghi e paghi il canone. E quindi pretendiamo un controllo analogo, no? Tutti questi monopattini poi sono dotati di GPS, come è il GPS del sistema che mi misura i chilometri alla mia autovettura diesel Euro 4 e mi avverte quando sto per scadere i chilometri. Tutte queste mezzi di locomozione, questi monopattini, questo sistema ce l'hanno già. Occorrerebbe un passo con la tecnologia, si può fare, visto che li sanno localizzare, sanno quali sono l'identificativo, quindi occorrerebbe una specie di libretto di circolazione non cartaceo ma elettronico, in modo che l'agente della polizia municipale che lo ferma con il numero di telaio anziché il numero di targa e con il GPS si può collegare a una rete, un sistema informatico e si sa se questo è in regola, frena bene, ha le luci a posto, certo. Con la revisione se ha pagato il bollo e quant'altro, come succede per qualsiasi altro veicolo che circola per strada. Non dobbiamo fare ai saluti, ragazzi, siamo ai saluti, ci siamo bruciati tutta l'ora, ragazzi, dovremmo avere più tempo per parlare di questi argomenti importanti. Luigi, a te per la chiusura, io vi abbraccio a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Grazie a tutti voi e sapete che è un'ora, siamo in tanti che hanno diritto a parlare, quindi è giusto dare spazio a tutti. Ci organizzeremo per parlare 5 minuti a testa, così diciamo tutte le cose importanti. Voi siete importantissimi perché parlate di cose che il giorno dopo già si realizzano, però io, grandi ragazzi, non credo di vedere le targhe domani mattina, però ringraziamo tutti voi, ci sentiamo e ringrazio anche Natalia che ci organizza e ci si fa seguire tutti molto molto bene, e la Radio Libertà, dicendo che chi vuole parlare con noi deve chiamare il 328
0715 232. Dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì noi siamo a None, via Volvera 3, dalle 14 alle 16. Il nostro motto per tutti i nostri ascoltatori è: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un abbraccio a tutti voi, un bacione a Natalia e ci sentiamo, Dio volendo, sabato prossimo. A voi tutti e a voi studio, grazie.